Stanno aumentando i numeri, stanno aumentando in maniera importante, soprattutto nella provincia di Padova. Sono numeri che ci fanno tenere molto alta l'attenzione, soprattutto in relazione ai possibili ricoveri e in particolare ai ricoveri di terapia intensiva che questi numeri di casi attualmente positivi possono portarci. Resta la provincia veneta più colpita, Padova, con i contagi della quarta ondata in continua crescita e i ricoveri in aumento, tanto da prevedere la possibilità di dedicare nuovi reparti ai malati Covid, come già è stato fatto lo scorso fine settimana, aumentando i posti in terapia intensiva. La potenzialità dell'ospedale di Padova è una potenzialità importante, naturalmente va gestita in base alle necessità. L'aumento dei posti letto per i pazienti Covid chiaramente limita la cura degli altri ammalati e anche per questo l'obiettivo ora è quello di velocizzare la somministrazione della terza dose, riaprendo in fiera il padiglione 8 con 25 linee dedicate alla vaccinazione. E lo riapriamo per dare la possibilità a vaccinare nel minor tempo possibile il maggior numero di persone. C'è questa, arrivo di nuove prime dosi e quindi di persone che si convincono attraverso il dialogo, attraverso il confronto ad accedere al percorso vaccinale. Ne avete avuti anche voi tra i vostri dipendenti sospesi? Ne abbiamo avuti anche noi, sì, dei 257 dipendenti sospesi, 16 sono rientrati a seguito della vaccinazione.